qua il parlante belliano dice una cosa: qual è stato il peccato più importante? Il primo è la superbia, il secondo è l'avarizia, il terzo è la lussuria, il quarto è l'ira, il quinto è la gola. Sentite questo sonetto che si intitola Er primo boccone. Qual è tra i peccati er più peccato che abbi fatto più male a tutto er monno? Quello primo, miglior no, manco il secondo, o il terzo o il quarto, il quinto gola è stato. Per una meluccia che avrà costato mezzo baiocco stiamo tutti a fondo. Per questo era il segno di sto setto tonno qua in mezzo della gola c'era stato. Vedi che bel servizio ci faceva quel cornuto d'Adamo, non sia mai con quella iotta puttanaccia nera, si mai Dio Padre, che ha talento assai, non mannava il figlio unico che aveva giù in terra di pezzare tutti i guai. Io spero che ci sia gente che non ha mai letto questo sonetto, che non ha mai conosciuto bene. È un gigante. Questa battuta leggendaria, pena mela. Ma che sarà mai una mela che avrà costato mezzo, un baiocco? Tutto sto disastro, le generazioni future delle future. Che senso? Che senso ha? Capite la grande domanda che c'è dietro? E poi giustamente Adamo era cornuto e Eva era una puttana, questo è chiaro, no? Cioè, non ci sono troppi dubbi, e la conclusione sentite come è corretta, doveva venire se Dio Padre che ha talento assai, Dio Padre che ha talento assai non mandava il Dio.